Buonasera a tutti e grazie a tutti voi di essere intervenuti con questa serata delle peggiori. Comunque per fortuna ci siete per questo ultimo incontro del nostro corso di archeologia di quest'anno. Vi chiederete come mai 2 persone questa sera invece dei singoli relatori delle lezioni precedenti. Allora, perché sia la professoressa Cresci che io sono, direi quasi decenni, che ci occupiamo insieme di Altino. Io dal punto di vista archeologico e la professoressa Cresci dal punto di vista storico-epigrafico. Abbiamo sempre lavorato insieme, direi in simbiosi, e quindi ci faceva piacere essere qui insieme anche questa sera a presentare alcuni risultati, alcuni frutti del nostro lavoro, direi proprio decennale, sulla documentazione di Altino. Quindi anche quest'anno, come negli anni precedenti, il corso di archeologia si sofferma su Altino. Non solo perché è città progenitrice di Venezia, ma perché gli scavi sistematici che per decenni sono stati condotti nel territorio hanno permesso di recuperare un bagaglio eccezionale di informazioni relative agli altinati dei primi secoli dell'impero e dalle molteplici articolazioni della società locale. In questo scenario, che per ricchezza di documentazione non trova confronti nel panorama del Veneto romano, la componente femminile della popolazione risulta aver rivestito, come adesso vedremo, un ruolo decisamente determinante. Come per molti altri aspetti dell'archeologia altinate, anche nel nostro caso la documentazione proviene pressoché esclusivamente dagli scavi della necropoli, vastissima e sistematicamente indagata, e pertanto sono proprio i monumenti sepolcrali che ci restituiscono le immagini delle donne fra I e II secolo d.C. All'interno delle stele ad edicola, monumenti molto frequenti che costituivano il coronamento delle urne contenenti i resti cremati che nelle stele stesse, dei personaggi che nelle stele stesse erano rappresentati, le donne compaiono in posizione del tutto paritetica con gli uomini, ma in combinazioni diverse, verosimilmente derivate dalla natura dei rispettivi legami familiari. Così vengono raffigurate affiancate da 2 uomini, madre, padre, figlio, oppure accostate al figlio, oppure accostate al figlio giovinetto o abbinate a lato di un uomo, madre, figlia, padre, o ritratte a fianco dello sposo nell'esplicito gesto dell'unione coniugale, la cosiddetta dextrarum iunctio. E infine immortalate anche come coppia canonica in una veste, diciamo così, più ufficiale e monumentale. Ma non mancano casi di monumenti dedicati unicamente a 2 sole donne, oppure anche esclusivamente ad un'unica donna. Purtroppo però la maggior parte di questi ritratti rimane oggi senza nome, senza riferimenti ai legami di parentela con gli altri individui raffigurati, senza quindi alcuna notizia sulla vita di questi personaggi, in quanto destinatari e committenti delle stele funerarie, secondo un modello costante, venivano menzionati nell'iscrizione incisa sull'urna di cui la stele stessa era la copertura. Urna di cui per la maggior parte dei casi, per non dire quasi nella totalità, urna che è andata perduta e di cui è andato perduto pertanto l'abbinamento fra i personaggi raffigurati e, diciamo così, la didascalia che ne riportava nome e legami familiari. Avrete notato che i volti di queste signore altinati presentano non pochi caratteri distintivi, ovviamente non solo nei tratti somatici
che risultano comunque molto spesso ben contrassegnati, ma in particolare anche in quell'elemento che è la naturale cornice del viso femminile, cioè la pettinatura. Infatti, come sempre accaduto, anche nel I secolo d.C. la conciatura variava secondo la moda del momento, che non poteva che essere rappresentata dall'imperatrice in carica o comunque da un esponente della casa imperiale, le cui immagini venivano capillarmente diffuse da Roma nelle province mediante la diffusione di innumerevoli ritratti. La moda più antica di età imperiale, dettata da Livia, moglie di Augusto, prevedeva, come potete vedere alla vostra sinistra, prevedeva capelli ondulati divisi a metà sulla fronte da una riga centrale raccolti in un basso chignon, secondo una soluzione molto semplice e rigorosa. Con il procedere dell'età augustea, questa pettinatura inizialmente molto sobria verrà dapprima arricchita sulle tempie da una doppia fila di ricciolini a chiocciola, secondo l'esempio di Antonia Minor, nipote del principe, quindi da una specie di corona di ciocche ravvolte, cui infine si aggiungeranno anche una treccina e 2 boccoli che scendono ai lati del volto. La moda alla Livia verrà soppiantata da quella alla Agrippina Maior, nipote di Augusto e madre di Caligola, che incontrerà un larghissimo successo e verrà replicata dal Tino da molteplici immagini e interpretata secondo diverse varianti, con le bande più o meno ondulate e rigonfie, dalle quali a volte spunta una coita frangetta e con lunghi boccoli binati che scendono ai lati del collo. Sembra invece aver riscosso un seguito minore, visto l'esiguo numero di esemplari presenti ad Altino, la conciatura di Agrippina Minor, sposa di Claudio e madre di Nerone, caratterizzata ancora da capelli spartiti sulla fronte con riga centrale e boccolo ai lati del collo, ma anche da 3 file sovrapposte di riccioli a chiocciola a incorniciare la fronte e le tempie. Quest'ultima moda sembra direttamente preludere alle pettinature di età Flavia, che si articoleranno in corone sempre più monumentali di file di riccioli alti sulla fronte, come esibiscono i ritratti più tardi della produzione altinate databili negli ultimi decenni del I secolo d.C. Mi premeva che voi vedeste questa serie consecutiva di ritratti, perché veramente rispecchiano l'evoluzione della moda nella componente femminile dell'Altino di età protoimperiale. Pettinature così complesse, realizzate con pettini di legno o d'osso, venivano sostenute, oltre che da fasce e nastri, da crinales, cioè da spilloni che potevano essere in osso, avorio e bronzo. L'esito finale veniva controllato negli specula, specchi solitamente di forma circolare, più raramente rettangolare o quadrata. E con gli specchi si entra nel mondo della cosmesi, che era strettamente collegata all'igiene personale. Allora, per ungere il corpo e per restituire morbidezza ed elasticità alla pelle dopo il bagno, e qui vedete delle patere usate per aspergere il corpo, si usavano unguenti e oli profumati che venivano conservati in appositi contenitori di ceramica e di vetro, i balsamari, di cui si conta ad Altino un numero incredibile di esemplari, a volte anche molto preziosi e di forma particolare, come questi che vedete, una ribalos, un'ampolla, un'anforetta e questo rarissimo alla vostra destra esemplare in cristallo di rocca a forma di cicala. L'eccesso di unguento profumato veniva quindi rimosso con lo strigile, che è una sorta di raschiatoio in metallo di forma cava, che serviva appunto per togliere l'eccesso di creme o di balsami stesi sulla pelle.
Per il maquillage si faceva ricorso a bianche e polveri colorate conservate in pissidi e in scatoline, prodotti in materiali più svariati e spesso preziosi, quali argento, avorio, osso, vetro e anche ambra, come ci documenta questa straordinaria pisside, in basso a destra, decorata d'alto rilievo da una figura di Amorini. Piccole spatole, cucchiaini e bastoncini servivano a mescolare e estrarre le polveri e creme dai contenitori, mentre per stemperare e mischiare i colori si utilizzavano tavolette di pietra dette coticola, ma anche valve di conchiglia naturali oppure riprodotte in ambra ed argento. Ad Altino, come potete vedere, è quindi conservata tutta la gamma dei prodotti che servivano, che venivano utilizzati e servivano per il maquillage, e potreste, se andate in museo, avere la possibilità di vederli tutti, perché ora sono tutti esposti. I gioielli devono avere incontrato un largo favore nella popolazione femminile del municipio, come si ricava dalle figure stesse delle stele funerarie, dai cui lobi pendono gli orecchini scolpiti, quando non addirittura mobili, perché materialmente appesi nei fori presenti in alcuni ritratti, come potete vedere qui nel ritratto messo più in basso, e anche sulle cui mani sono raffigurati spesso gli anelli. Plinio riferisce che gli anelli si portavano all'indice, all'anulare e al mignolo della mano sinistra e su tutte le falangi, come puntualmente vedete documentato in queste immagini. Ad Altino gli esemplari più numerosi sono in bronzo e in ferro, più rari quelli d'oro e quelli d'ambra, che con il calore emanato dalle dita sprigionavano un delicato aroma. Sono conservati anelli con gemma incisa, usati anche con funzione di sigillo, decorati con ramo di palma o con una spiga, probabilmente coniugali o anelli di fidanzamento, a testa di serpente con piccole chiavi, mentre risulta unico questo esemplare che vedete in alto a destra, in vetro giallo, con reticella a fili ritorti e castone a cabochon bleu e bianco. È un esemplare rarissimo in vetro. Dagli scavi di Altino provengono orecchini in oro, perle e bronzo, come pure numerosi bracciali, armille, da infilare al polso o alle braccia, in bronzo, con bulla d'argento, a capi sovrapposti, con chiusura a spirale, ma anche ben più rari in vetro fuso, come gli esemplari che vedete in alto a destra. Le collane erano abitualmente composte dalle cosiddette Melonen-Perlen, perle configurate a melone, realizzate soprattutto in faianza nelle tonalità turchesi e verdi, ma anche alternate a perle ed amuleti in ambra, come vedete qui un crescente lunare, il fallo e la manina. Questi tipi di amuleti e l'ambra stessa, materiale particolarmente prezioso, caricato, si credeva, di virtù terapeutiche, questi amuleti, dicevo, erano molto in voga nei primi secoli dell'impero, perché si credeva servissero a proteggere dal malocchio e dalle malattie. Assolutamente eccezionale ed unica nel panorama dell'Italia settentrionale risulta questa collana d'oro ad alto girocollo con pendenti a foglia, che forse avevo già fatto vedere in passato per altri propositi in incontri precedenti, che è un esemplare davvero straordinario ed unico nel panorama, dicevo, di tutta l'Italia settentrionale, della Cisalpina, e che è un prodotto dell'oreficeria tarantina di età ellenistica, databile quindi fra secondo e inizi primo secolo a.C., evidentemente importato in quel di Altino. Ma l'orizzonte di queste nostre donne altinati non era certo confinato entro i limiti di quello che viene convenzionalmente definito il mundus muliebris, composto da abiti, gioielli e belletti, bensì, come adesso alcuni significativi documenti vi faranno conoscere, documenti di ordine sia iconografico che epigrafico, stanno chiaramente a dimostrare.
Si estendeva quindi l'interesse di queste matrone a ricoprire ruoli ben definiti sia in ambito familiare che all'interno del panorama sociale del municipio. Un primo documento è rappresentato da uno dei più noti monumenti altinati, databili attorno alla metà del I secolo d.C. Si tratta, come potete vedere, di una stele funeraria ad edicola, al cui interno cappeggia a figura intera un'immagine femminile che tiene ostentatamente la mano destra appoggiata su di un busto sorretto da una mensola. La donna, di cui ignoti restano il volto perché mutilato da una profonda frattura ed il nome, come pure i suoi legami di parentela, perché incisi molto probabilmente sull'urna relativa, che è andata anche in questo caso perduta, veste la tunica sopra cui, secondo il modello canonico, è drappeggiato il manto trattenuto con la mano sinistra. Unici tratti fisionomici superstiti sono il collo solcato da rughe, le cosiddette rughe di Venere, come si dice nella letteratura che si occupa di scultura, il lobo destro forato per reggere l'orecchino mobile ed un boccolo che scende a coprire la spalla sinistra. Il busto sulla mensola, contraddistinto dal classico taglio semilunato proprio dei busti marmorei o comunque lapidei, è quello di una donna ritratta velato capite, il cui volto è purtroppo analogamente andato perduto. La stele presenta alcuni aspetti innegabilmente singolari e problematici, a partire dal particolare schema compositivo che prevede un'immagine eccezionalmente a figura intera che si discosta dal modello uguale del ritratto a mezzo busto di cui abbiamo visto numerosi esempi. L'intimo legame che evidentemente intercorre fra colei che si impone come protagonista e l'immagine funebre viene esplicitato dal gesto che sembra volere virtualmente instaurare un collegamento fra le due donne. Ma di quale delle due questo era il monumento sepolcrale? Della matrona, che attraverso l'ostentazione del busto di un'antenata sembra volersi fregiare di una genealogia gentilizia, o piuttosto dell'antenata, il cui ritratto fissato nella pietra era già diventato oggetto di culto da parte di una discendente della famiglia, oppure anche di tutte e due? Purtroppo non lo sapremo mai, mancando il testo esplicativo inciso sull'urna ossuario relativa. Come potete capire, risulta quindi estremamente difficile decodificare il messaggio della stele per la complessità dei riferimenti simbolici che ne fanno quindi un unicum. L'Immagine traduce infatti in chiave femminile lo schema figurativo del cosiddetto togato Barberini, altra statua celeberrima nel panorama della scultura romana. Togato Barberini, che esplicita chiaramente l'adesione al concetto prettamente romano di esaltazione dello stato gentilizio della famiglia attraverso la memoria degli antenati, cioè quello che in latino veniva definito mos maiorum. È noto infatti che secondo la tradizione romana i ritratti funebri degli antenati stavano esposti nell'atrio delle domus aristocratiche, ad ostentare a chiunque entrasse in casa le memorie e le glorie familiari. E le fonti riportano che nel mondo romano anche le matrone concorrevano a costruire la genealogia della famiglia. Ciò nonostante non si conoscono riferimenti letterali che documentino le esibizioni di immagini funebri femminili, né tantomeno precedenti iconografici che ne illustrino, come nel nostro caso, l'esposizione. La femminilizzazione del busto dell'antenato, pertanto, come esibito in queste stele altinate, resta un unicum nel panorama romano. Ma
Come spiegare la presenza nell'Altino della prima età imperiale? È possibile che permanesse retaggio del ruolo eminente precedentemente rivestito dalla donna nel mondo veneto e che rimanesse ancora nel I secolo d.C., epoca in cui la Venezia risultava ormai definitivamente romanizzata? La risposta è probabilmente sì, dal momento che proprio in questo ambiente socioculturale si è maturata la sostituzione del modello canonico maschile, antenato e discendente, con un equivalente modello antenata discendente ad interpretare l'orgoglio di appartenenza ad una genealogia, ma in questo caso in chiave femminile. Bene, abbiamo visto le donne altinati di età romana in quale foggia siano state rappresentate, quali siano i gioielli che hanno indossato e quali gli oggetti di toilette che hanno utilizzato. Nella concezione romana di età arcaica, il mondo delle donne, il mondo muliabre, infatti aveva solo negli ornamenti esteriori la possibilità di manifestare all'esterno il rango, il successo sociale, la personalità di un soggetto femminile, visto che alle donne erano precluse, come potete leggere, magistrature, sacerdozi, insegne, premi, trionfi militari. A dirlo, all'inizio del secondo secolo a.C., nel 195, era stato un tribuno della plebe, Lucio Valerio, quando in Senato approdò la proposta di abrogare delle leggi restrittive che durante la guerra contro Annibale avevano limitato appunto per le donne l'ostentazione dei gioielli e dell'abbigliamento di lusso. Però 2 secoli dopo, come avete appreso da Francesca Rohr, che avete sentito la settimana scorsa, cioè in età augustea, molte cose erano oramai cambiate. Nell'ambito della legislazione tesa a favorire la natalità, che allora come adesso era molto languente, e quindi per contrastare il decremento demografico, Augusto aveva infatti varato nel 9 d.C. una disposizione chiamata Lex Iulia et Papia, la quale sanciva il ius liberorum, il diritto dei figli. In cosa consisteva? Questo diritto prevedeva che le donne libere che avessero partorito almeno 3 figli e le donne liberte, cioè schiave che avevano ottenuto la libertà, che ne avessero generato almeno 4, fossero esentate dalla tutela maschile e quindi potessero disporre liberamente dei loro beni, del loro patrimonio. Ciò ebbe un riflesso anche nell'autorappresentazione funeraria, perché le numerose stele a ritratto che avete visto e in cui figurano su più registri non solo i volti dei genitori, ma anche quelli dei figli, trovano giustificazione nella volontà dei committenti di mostrare sì l'adesione alle politiche demografiche degli imperatori, ma anche dalla volontà di ostentare il raggiunto privilegio del diritto dei figli. Non a caso, vedete, in molti casi sono 3-4 figli. Questo, ad esempio, è il caso di Marco Ponzio, che da vivo preparò il sepolcro esibendo non solo il busto proprio e quello della moglie Celia Fructiena, ma anche quello dei 4 figli, i cui nomi dovevano figurare nell'urna di base che è andata perduta. Ma proprio queste stele, in cui ai volti è possibile associare il nome delle donne, non sono molti i casi, fanno sorgere spontaneo la domanda:
spontanea la domanda circa quali e quante donne sia possibile identificare ad Altino e se per alcune di queste è possibile ricostruire una microstoria. Beh, la risposta è sì, è positiva, ma solo per una piccola percentuale. E ciò a causa del naufragio, della perdita di tanta documentazione epigrafica, soggetta a reimpiego se lapidea, a rifusione se metallica, magari anche a frantumazione se vergata su materiale ceramico, a deperimento se lignea o in altro materiale appunto deteriorabile. Ma anche perché molte donne e peraltro anche molti uomini non ebbero modo, vuoi per debolezza patrimoniale, poche parole non avevano soldi, vuoi per deficit sociale, di accedere alla scrittura esposta. Ad esempio, molte sepolture non prevedevano un segnacolo iscritto. Il riconoscimento di sesso ed età dei defunti operata per alcune sepolture dei recinti altinati ubicati lungo la strada di raccordo e studiati da Silvia Cipriano ha evidenziato che la maggior parte di tombe intra ed extra recintali, cioè messi dentro e fuori del recinto, sono quelle senza iscrizione, appartenevano a bambini e a donne. Spesso, quando anche le ceneri e il corredo funerario erano racchiusi in un'urna lapidea, essa era spesso o interrata, cioè messa sottoterra, e senza nome, come vedete appunto nell'immagine a destra. Ne risulta che la maggioranza di altinati, uomini, ma più spesso donne e bambini, risultano anonimi, senza nome, senza voce, senza storia. Ciò non toglie che in alcuni casi, numerosi percentualmente, anche se minoritari certo nel totale, ci soccorre l'epigrafia, che ormai è una scienza la quale non si limita più a decodificare il testo iscritto, ma ha anche il dovere di inserire il messaggio, che è comunque un dispositivo comunicativo, all'interno di quello che adesso si suole chiamare paesaggio epigrafico, cioè nel contesto che l'ha prodotto per restituire laddove possibile delle storie. Le presenze femminili nell'epigrafia altinate sono state oggetto di studio da parte della dottoressa Sara Nicolini, che ha dedicato nel 2007 un bell'articolo, esito della sua tesi di laurea, pubblicata negli atti dell'Istituto Veneto e intitolato, notate il titolo, Il protagonismo femminile nella realtà municipale di Altino. Il suo lavoro si inseriva in un filone di ricerca coltivato con sistematicità dal 2002 a.C., quando si è attivato un, chiamiamolo così, seminario permanente di epigrafia delle donne. Era stato preceduto da studi della professoressa Maria Capozza di Padova e di alcune sue allieve che avevano censito la documentazione epigrafica di alcuni siti del Veneto. Allora, Altino Romana ha restituito documentazione di 282 nomi di donne a fronte di solo 30 per Belluno, 10 per Feltre e 235 per Patavium. E questo dato quantitativo fa riflettere, soprattutto la comparazione con Padova, perché sia Padova che Altino erano grandi città, non come Belluno e Feltre che erano piccole città. E il fatto che le donne ad Altino sembrino numericamente superiori a quelle di Padova dovrà essere spiegato e cercheremo di farlo nella conclusione. Per quanto attiene
all'ambito della rappresentazione, bisogna dire che la grande maggioranza di attestazione proviene dall'epigrafia sepolcrale, da cui si ricavano 271 nomi di donne, mentre 9 si ricavano dalle iscrizioni sacre e solo 3 dalle minette plumbee, poi le vedremo, iscritte che avevano una funzione fiscale. La spiegazione di tale sbilanciamento risiede non solo nel fatto che gli scavi di Altino, come è già stato detto, si sono concentrati soprattutto nella fascia della necropoli, ma anche dalla circostanza che la sepoltura, per la maggior parte degli individui normali, costituiva l'unica occasione mediante la quale lasciare traccia durevole di sé. Interessante è notare che le 282 donne altinati appartengono a tutti gli statuti sociali. 56 sono donne nate libere. 76 sono sicuramente liberte, cioè schiave che hanno ottenuto la libertà. Di schiave ne conosciamo solo 2 e sono nella categoria delle delicate, che erano le paggette che facevano compagnie agli uomini e alle donne di alto rango. Abbiamo poi 138 donne di statuto incerto, ma siamo quasi sicuri che la maggior parte di queste corrispondano a liberte, cioè a schiave emancipate che cercano di nascondere la loro origine servile. Ma come facciamo a riconoscere chi è nato libero e chi invece è liberto? Beh, lo si riconosce dall'onomastica, dalla formula onomastica. E questo perché? Perché l'onomastica femminile prevedeva che le donne esponessero nei documenti pubblici al primo posto quello che corrisponde al nostro cognome, che le donne libere derivavano dal padre, come facciamo noi, e che invece le schiave emancipate derivavano dal patrono. Ma avevano l'obbligo, dopo il primo elemento onomastico, di indicare, se erano nate libere, il nome del padre abbreviato. E Lucifilia, Marcifilia, e come vedete ad esempio il caso di Ostilia, figlia di Tito. Ed era importante quella F, perché se l'onomastica esibiva la F, voleva dire che la donna era nata libera. Se invece era una schiava emancipata, doveva mettere la lettera L, Liberta di Tito, di Marco. Voi capite che è un marchio non di infamia, ma comunque che dichiarava che una era nata schiava. Le schiave avevano un nome solo. Come vedete, forse nel caso quello della paggetta Delfide sulla vostra destra. Però molte donne nelle iscrizioni sepolcrali, che erano un ambito privato, non pubblico, quindi ognuno poteva scegliere la formula onomastica, evitavano, se erano schiave emancipate, di mettere l'indicazione, no, di liberta. Quindi erano schiave, diciamo, liberate, ma che mimetizzavano la loro origine. Quindi mettevano solo il cognome e il nome. Ma a tradirle spesso era il nome di origine grecanica, perché molte donne venivano schiave, comprate in Oriente, avevano un nome grecanico, come qui è il caso, vedete, di Upsidia Comis. E il numero elevato di liberte che emerge dalla documentazione altinate, che cosa significa? Che l'ascensore sociale, almeno nei primi secoli dell'impero, era ben attivo anche per le donne nel municipio di Altino. E questo dato merita attenzione. Non poche volte le schiave venivano emancipate dal patrono maschio per legalizzare un rapporto affettivo. Quindi un uomo era innamorato di una schiava,
intratteneva rapporti sessuali con lei, nasceva un figlio e allora poteva decidere, nessuno lo obbligava, di emancipare la madre, quindi renderla liberta e quindi anche riconoscere quindi il figlio. Questo è un caso di liberazione di una schiava e riconoscimento del figlio, che vedete ricordato in questa stele sepolcrale incisa con lo stesso testo da 2 lati. E questo, a dedicare questo monumento per sé e per i suoi parenti, è un liberto che si chiama Lucio Ancario Crescenti. La famiglia per la quale dedica questo monumento sepolcrale comprendeva il padre e la madre. Il dedicante, parlando del padre Lucio Ancario II, che era anche lui liberto, dice che fu per lui padre e patrono. Cosa vuol dire? Che quando lui era nato da una schiava del padre, ma poi il padre liberò la madre, riconobbe lui e quindi lui divenne suo figlio e schiavo emancipato. Notate che questo signore poi ha sposato una donna libera. Ecco, vedete, si chiama Mulvia Serena e c'ha la F e non la L a indicare che è nata libera. Vedete, queste sono indicate vicende familiari, ma che cosa dimostrano? Intanto la mobilità sociale. Il padre era uno schiavo che è stato emancipato dal patrono, si è comprato una schiava, da questa ha avuto un figlio, a sua volta l'ha emancipata. E poi dimostra che dei liberti potevano sposare delle donne libere. Quindi esistono, non molti, ma alcuni matrimoni cosiddetti asimmetrici, no? In cui un liberto sposa una donna libera. Un altro dato veramente eclatante che emerge dal censimento delle presenze femminili nell'epigrafia Altinati. Adesso ve ne parlo. Spesso le donne Altinati furono menzionate come destinatarie del sepolcro, ma di un sepolcro curato da un uomo, da un soggetto maschile, che dichiara il legame di parentela con loro. Magari era il padre, il figlio, il marito, il patrono, o come in questo caso, vedete di questo bel monumento di Lartidia Prisca, da un personaggio che non ci esplicita la natura del rapporto che lo lega alla donna. E fin qui nulla di sorprendente. Ciò che invece sorprende ad Altino il numero, almeno 58 casi, di donne che vengono ricordate nel messaggio funerario perché acquistarono loro il sepolcro e lo fecero vuoi in vita, vuoi raramente inserendo il provvedimento nelle disposizioni testamentarie. Costoro predisposero la sepoltura o solo per se stesse oppure anche per altri soggetti, più spesso maschili che femminili, che erano a loro legate da rapporti di prossimità sociale. Nel caso che vedete, il messaggio è scritto sopra un sarcofago che attualmente si trova a Torcello, perché lì portato quando gli Altinati fuggirono nell'isola, inserendo proprio dentro questo sarcofago le spoglie del loro primo vescovo di nome Leodoro. Bene, nell'iscrizione su questo sarcofago si ricorda che esso conteneva le spoglie di una liberta che acquistò in vita un ampio sepolcro recintato che ospitava anche degli orti e che per disposizione testamentaria lo destinò a un soggetto maschile che si chiamava Attio Abascanto, con il permesso che lo potesse trasmettere ai suoi eredi, ma con la condizione che si rispettasse sempre in ogni evidenza il diritto di passaggio. A titolo esemplificativo vedete un altro caso, un'altra donna, questa volta di nome Sempronia Veneria, che preparò in vita
Il monumento sepolcrale, vedete un imponente, pesantissimo altare cilindrico, pensate che manca la base e manca il coronamento, quindi doveva essere una cosa monumentale, e lo preparò lei, donna, per il marito, che lei diceva ottimo. Se così numerose sono nel municipio di Altino le donne che furono in grado di acquistare un sepolcro e anche di far incidere il messaggio scritto, una prima domanda riguarda quali fossero le sorgenti delle loro risorse finanziarie, patrimoniali, cioè come le hanno pagate, in poche parole. In alcune evenienze è possibile fornire una risposta, perché è possibile incrociare i dati che provengono dall'iscrizione sepolcrale con un'altra tipologia di messaggio scritto. Vi faccio vedere questo caso che è molto bello. Allora, in questo caso è riferibile ad una donna, Terenzia Urbana, che acquistò per sé un piccolo recinto sepolcrale di 10 piedi frontali, 3 metri, un recintino piccolo piccolo, e lo comprò in vita solo per sé. Il nome della donna ricorre però anche in un altro reperto iscritto, una laminetta plumbea di natura commerciale. Queste etichette, che sono piccole così, no? Venivano attaccate, vedete che hanno un foro con una sorta di fil di ferro, a delle partite di merci, di cui dovevano dichiarare il nome e il peso, perché su quella partita di merci, che per Altino sono quasi sempre lana, no? Ma su quella partita di merci bisognava pagare delle tasse, dei dazi che venivano parametrati in base al peso. Bene, questa Terenzia Urbana quindi lavorava nel settore della lana ed è stata produttrice di una partita che ha venduto, quindi noi possiamo capire qual era la risorsa economica che gli ha poi permesso di comprarsi il sepolcro. Fra l'altro apparteneva ad una famiglia, la più nota ad Altino, quella dei Terenzi, che contava anche un importante magistrato che all'esordio del municipio aveva pavimentato delle strade della città. Ma abbiamo anche un altro caso di donna lavoratrice. Guardate questa, sempre testimoniata da una laminetta a plumbea. Si chiama Terza Carminia e produsse e vendette 21 libbre di lana suscutolata, che vuol dire cardata. E anche in questo caso la sua famiglia la conosciamo, perché la famiglia dei Carmini era proprio legata al ciclo della lana e un suo appartenente ebbe l'onore di una statua che gli fu dedicata dal Collegio dei Centonari, proprio dei lavoratori dei tessuti. L'ultimo caso che vi faccio vedere di donna lavoratrice, ma potrei farvene vedere tantissimi altri, riguarda questa liberta, Ennea Veneria, che era probabilmente coinvolta nel trasporto di merci via acqua, noi diremo nella logistica. Che cosa ce lo fa capire? Lo suggerisce l'immagine scolpita sul lato sinistro dell'urna sepolcrale. È un'imbarcazione a vela che fu rilavorata cristianizzando la scena. Il Magister Navis, cioè il comandante della nave, venne trasformato in San Pietro in occasione del reimpiego di questa urna nella chiesa di San Pietro di Castello. Vedete che alla vela sono state aggiunte anche delle croci. Ma il monumento era stato dedicato da lei, donna, che si è associata a 2 uomini, uno libero, Tito Trosio II, e l'altro Tito Saufeio Magiro Liberto, e tutte e 2 sono famiglie di mercanti, anche loro mercanti di vino e di lana. Bene, la committenza femminile non si limitò all'ambito sacro, voglio farvi vedere almeno, all'ambito funerario, voglio farvi vedere almeno un caso che è legato invece al sacro. È il caso dell'altare rinvenuto in località Canevere, che è dedicato a Venere Augusta,
da parte di 2 schiavi pubblici, schiavi che erano di proprietà non di privati, ma del municipio di Altino, che sciolsero un voto contratto con la divinità. Come si nota, il nome della donna, Publicia Amabilis, precede quello dell'uomo, Virilis, si chiamava Virilis, che pure, come vedete, era amministratore dell'erario del municipio. Ma perché il nome della donna precede quello dell'uomo? Perché lei, al contrario di lui, aveva ottenuto la libertà. E dunque, secondo le convenzioni sociali del tempo, essendo lei liberta e lui ancora schiavo, gerarchicamente era superiore e quindi il suo nome doveva precedere quello del suo compagno, ex compagno di schiavitù. Bene, abbiamo visto molte donne attive nel lavoro e che dal lavoro traevano verosimilmente i proventi per realizzare il sepolcro, dove ospitavano anche uomini, e abbiamo visto donne, come in questo caso, che sciolgono voti insieme a uomini. Ma un altro dato che parla a favore dell'indipendenza delle donne altinati, della loro possibilità di disporre dei propri beni senza la tutela maschile, riguarda il numero delle patrone, cioè delle donne che liberarono schiavi di loro proprietà. L'Epigrafia Altinate ci ha restituito ben 30 casi di schiavi, maschi e femmine, che erano di proprietà di donne che li hanno emancipati. Come si fanno a riconoscere gli schiavi emancipati dalla donna? O perché, come in questo caso, esplicitano, vedete, col termine patrona. Vedete, questo è il caso di Publio Larzio Omuncolo, che dedicò questo bellissimo altare funerario decorato alla patrona, vedete il nome, Larzia II, e alla sua compagna di libertà, Alinis. È verosimile però che la patrona non fosse sepolta insieme al suo ex schiavo, ma che lui la menzionasse al primo posto solo come atto di omaggio, e questo in aderenza al codice relazionale che esigeva che gli schiavi, una volta emancipati, dovessero compiere atti di ossequio nei confronti dei loro benefattori, in questo caso delle loro benefattrici. Ma un altro modo per identificare le donne emancipatrici, quelle che avevano liberato gli schiavi, è quello di trovare nella onomastica dello schiavo liberato, vedete quel segno, la C rovesciata. Esso corrispondeva al segno abbreviato per il nome Gaia, che convenzionalmente indicava tutto il genere femminile, come Gaius, indicava tutto il genere maschile, tanto che nella formula del matrimonio in latino si recitava così: ubi tu Gaius, ibi ego Gaia, dove stai tu uomo, sto io donna. Ecco, vedete, tutte le volte che troviamo la C rovesciata vuol dire che quello schiavo o quella schiava è stata emancipata da una donna. Nella maggioranza dei casi le patrone altinati liberano schiavi di sesso femminile. E questo è stato giustamente messo in relazione con la possibilità delle donne di disporre dei propri beni dotali, della propria dote, nella quale figuravano spesso nutrici, cameriere, pettinatrici. Avete visto che pettinature complicate? Chi faceva quelle pettinature? Le pettinatrici personali. La pettinatrice si chiamava ornatrix e molte volte il padre con la dote dava alla figlia la nutrice, la cameriera, l'ornatrix, che passava nella casa del marito, e la padrona poi emancipava le schiave che avevano ben lavorato per lei. In altri casi, come vedete, l'ultimo che vi faccio vedere, gli schiavi erano entrati nella disponibilità patrimoniale della donna alla morte del padre in comproprietà, in questo caso con il fratello. Perché? E questo ve lo dovete proprio ricordare.
nel diritto romano le donne ereditavano alla pari degli uomini. Quindi un padre, quando moriva, il patrimonio era diviso tra maschi e femmine, alla pari. Per concludere, alla domanda «È giustificato parlare di protagonismo femminile per le donne altinati?» La risposta mi sembra possa essere positiva. Perché dai dati epigrafici che cosa emerge? Primo, che molte donne poterono aver accesso alla menzione scritta. Secondo, che molte donne furono soggetti attivi e non passivi di tale comunicazione. Terzo, che molte furono implicate in attività lavorative all'origine della loro indipendenza, diciamo così, economica. Quarto, che in molte possedettero schiavi e soprattutto schiave, per alcune delle quali esercitarono il diritto all'emancipazione. Ma come si giustifica tale protagonismo? Se la visibilità e l'importanza della donna nella società del Veneto rimonta già al periodo preromano, chi ha seguito questo corso l'ha già ben appreso, tali aspetti sono presenti ad Altino in proporzione accentuata rispetto ad altre località del Veneto come Belluno, Feltre e anche come Padova. Perché? A motivo della natura portuale e mercantile della città lagunare, che consentì meccanismi di ascesa sociale molto più accelerati e anche prassi autorappresentativa meno convenzionali rispetto alle più conservatrici comunità ad economia rurale. Grazie per la vostra attenzione. Penso che siamo disponibili se qualcuno ha qualche domanda. Ci sono indicazioni sul colore dei capelli delle donne romane? Scusi, non ho capito. Ci sono indicazioni storiche sul colore dei capelli delle donne romane? Ma indicazioni storiche, sì, nel senso dalle fonti letterarie? No, non credo. Qui abbiamo molte esperte come Francesca Rorra, Alessandra Nicolini. Vi viene in mente qualcosa? Io ho un vago ricordo. Grazie, non che io sia un'esperta, forse Alessandra più di me, comunque tingevano i capelli, ma sappiamo ad esempio che quando si racconta che Messalina, forzando la memoria storica, andava a prostituirsi di notte uscendo dal palazzo e lasciando lì il marito Claudio, indossava una parrucca colorata e quindi il colore credo più frequente era il rosso, se non sbaglio, ecco, quindi era quello che connotava, per quanto ne so io, non sono proprio un'esperta di questi aspetti, però rimangono delle tracce di questo tipo. Cioè, voi pensate che questi monumenti erano colorati, no? In alcuni casi, e quindi però poi si è perso tutto. Cioè la parrucca è un aspetto particolare, insomma, certo. Sì, e poi vorrei anche aggiungere che in alcuni casi si è conservato, si sono conservati o delle polveri o comunque dei grumi di colore di tintura che abbiamo rinvenuto all'interno dei corredi funerari nella necropoli. E questi materiali erano conservati all'interno delle epistidi, quindi c'è sicuramente certe tinture erano per quello che noi chiamiamo l'ombretto e quello che noi chiamiamo il fondotinta più o meno, però non è escluso che potessero essere anche per i capelli,
Cioè il mondo della toilette, della cosmesi è estremamente ricco, come avete potuto vedere, ci sono numerosissime e svariate testimonianze ad Altino, fra cui appunto questi rinvenimenti anche di polveri colorate. Un'altra domanda. Su questo? Sì, sui reperti archeologici è difficile, sì, so che non ce ne, almeno a quanto so io non sono stati ritrovati, ma nella letteratura, anche nella letteratura, di solito quando descrivono le donne così, viene spesso fatto riferimento al colore dei capelli, ma finora non ho scoperto nessuna fonte. Ma, anche l'epigrafia in un certo senso dà un suggerimento, perché alla nascita la bambina veniva sollevata e riconosciuta dal padre e poi veniva all'8° giorno, se non sbaglio, dato il nome. Se si chiamava il maschio Rufus e la donna Rufa, vuol dire che era bionda. E anche con, non rossa, bionda. E con i rispettivi diminutivi. Se era Niger il maschio, la donna solitamente si dice nigella, non negretta, no, così, brunetta, ecco, non negretta, brunetta, vuol dire che i capelli erano scuri. Sì. Ecco, quindi alcuni, insomma, possono essere indizi, perché altre volte derivavano dalla madre, no, il nome, tutto, però solitamente il nome Rufus riguarda l'essere biondo. Pensate che, ad esempio, in Italia settentrionale abbiamo il record di rufi, di biondi, no? In Italia centro-meridionale, perché erano celti, no? Così, e invece in Italia centro-meridionale sono soprattutto Niger. Sì. Quindi Okay. un riferimento al colore certo. naturale dei capelli può venire dallo stesso cognome, no? Cioè che corrisponde al nome personale, insomma. Grazie. Prego. Allora, se non ci sono altre domande, grazie a tutti voi della vostra presenza, di aver seguito il nostro corso quest'anno. Speriamo di ritrovarci tutti l'anno prossimo con un nuovo corso di archeologia dell'Ateneo Veneto. Grazie.